L'idea è che attraverso tutto quello che servirà nelle Marche per uscire dal terremoto, ricostruire quella che è la parte pubblica e la parte privata, convogliare dentro questa ricostruzione l'impegno delle tante imprese nei settori dell'edilizia della nostra regione, con una collaborazione molto forte sia fra le associazioni di categorie che seguono gli imprenditori e il sindacato, ovviamente attento sia al tema del lavoro che al tema della sicurezza sul lavoro, di poter avere una ricostruzione pulita senza infiltrazioni, potendo quindi farne una grande occasione in termini di sviluppo e di crescita. La collaborazione, visto che condividiamo gli obiettivi, sarà massima. La riunione si è conclusa con l'obiettivo di istituire un tavolo tecnico che vada ad approfondire tutti quegli aspetti normativi che ci permettono di traguardare questi risultati. Un incontro utile e costruttivo che nasce dalle sollecitazioni che ci sono pervenute dalle parti sociali presenti, sollecitazioni utili a garantire poi un percorso che si consoliderà in un tavolo tecnico che dovrà approfondire diverse tematiche, dall'azione amministrativa che deve essere più efficace e trasparente, dall'intervento per il rilancio del territorio garantendo attenzione alle imprese locali e alla manodopera locale. Ritengo che questo sia un primo passo, ce ne saranno altri di incontri, ma credo che sia un primo passo importante che potrà favorire il rilancio dei territori colpiti dal sisma.